Per la nostra posta del cuore abbiamo subito una mail per Elsa Faggini. Sì, però è troppo lunga, allora chiedo al signor Gaetano di leggerla per favore. Sì, se no... Ci sta, se deve farlo lei, deve farlo. Vai. Allora, ci scrive Giudy Corda. Sì. Ah, poveretta. No, è proprio il nome Giudy Corda. Si chiama Giudy Corda. Si chiama Scusa, Giudy. scusa. Ultimamente sono un po' Giudy Corda. Poretta. Vabbè, infatti... No, in questo caso sei proprio Giudy Corda. Polita. No, ma manco Titasine. Dicevo, sono un po' giù di corda perché trovo tutti uomini infedeli. Infatti. Continuano a tradirmi e ho deciso che non voglio più altre storie. Ma c'è una curiosità su questa cosa qua, perché l'infedeltà c'è una ricerca che è scritta qui che dipende dal lavoro che uno fa. La legga, signor Gaetano. Attenzione al lavoro che fa il vostro partner. Gli ingegneri agrari sono i partner più affidabili, Certo. con meno del 2% di matrimoni falliti. Esatto. Interessante. Il primato delle separazioni e dei divorzi va invece ai ballerini e coreografi, che addirittura 43,1%, Ovvio. e ai baristi, Ovvissimo. I baristi. È un po' strano. Ovvissimo i baristi. Eh sì, perché incontrano più persone, probabilmente. Sì, e poi sono dei pervertiti. Allora, oggi abbiamo così. capito che No. non dovete avere un partner che è un barista. No, però non è questo tutti, non è che non dice questo la Tutti ricerca. i baristi sono dei pervertiti. No, Sì, che sono dei pervertiti. No, come fa a dire una cosa del genere? Ci dissociamo da assolutamente. Ma ascoltateli quando parlano. Li avete mai sentiti? Sì, ma non... Lo vuole lungo? No, Lo prende al banco? Elsa, per Glielo favore, metto su Elsa. subito? Elsa, per favore. Pervertiti sono. Allora, chiudiamo qui. Ingegneri agrari, Chiudiamo. scrivetemi.